Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Nuovi fondi in arrivo per la Liguria dopo l'ondata di maltempo di ottobre 2024. Il governo ha stanziato ulteriori 15 milioni e 640 mila euro per interventi strutturali urgenti di protezione civile nei territori più colpiti tra Genova e Savona. Le risorse serviranno a opere di messa in sicurezza e ripristino e fanno seguito ai primi 16 milioni già destinati alla fase emergenziale. Presentati i risultati della campagna di vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile della bronchiolite. Rispetto alla scorsa stagione, il tasso di incidenza dei ricoveri totali per bronchiolite è sceso da 41,7 a 17,3 per 1000 ricoveri. Presentato anche il nuovo accordo integrativo regionale con i pediatri di libera scelta per rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni delle famiglie e dei bambini. Approvate le graduatorie delle borse di studio della Regione Liguria. Sono 784 le famiglie beneficiarie per un totale di 500.000 euro destinate agli studenti di scuole elementari, medie e superiori. Un contributo che punta a sostenere il diritto allo studio. Il sopralluogo al cantiere della nuova sede comunale di Costa Rainera, in provincia di Imperia, ha permesso di verificare lo stato dell'intervento da 1,8 milioni di euro che prevede la ricostruzione e l'adeguamento antisismico dell'edificio. Torna dal 27 al 29 marzo il Red Carpet del Portofino Days International Fiction Festival. La terza edizione porterà in Liguria grandi major dell'audiovisivo, istituzioni e nuovi professionisti del settore. Un appuntamento che conferma la regione come terra da fiction e hub internazionale dell'industria creativa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.